Buongiorno a tutti ragazzi, in effetti sembra confermato il maltempo che arriverà nei prossimi giorni. In effetti già da domenica 8 settembre ci sarà un passaggio molto perturbato a nord-est settimana, cioè da mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13. In effetti, ragazzi, questi 3 giorni saranno all'insegna del fortissimo maltempo causato da, diciamo, dall'arrivo di Dorian, dell'uragano. In effetti, anche se adesso non si sa esattamente dove arriverà, comunque il suo arrivo in Europa è imminente, quindi non si sa in che luogo più o meno camminerà, ma si sa di certo che salirà sopra l'Islanda e il Regno Unito, quindi è confermato che in Europa arriverà. Quindi questa, diciamo, tempesta, fenomeno di maltempo estremo sarà causato, diciamo, da quello che rimane di questo uragano che, come ben sapete, ragazzi, ha fatto un macello in tutti gli Stati Uniti, Canada e sta proseguendo la sua corsa adesso in Europa. Quindi diciamo che colpirà tutta l'Italia in effetti questo maltempo, quindi dal sud a nord, ragazzi, quindi non risparmierà nessuna località dell'Italia. Questo maltempo è una cosa indiretta dell'uragano, cioè non è che arriva l'uragano qui, ragazzi, perlomeno per le notizie che si hanno ora, Quindi per il giorno mercoledì 11 si prevede che stia, diciamo, nei dintorni dell'Islanda e il Regno Unito, quindi in Inghilterra, quindi sta di sopra, diciamo, della Francia. Quindi è entrato ufficialmente, diciamo, che arriverà in Europa. Quindi arriverà questa, diciamo, rimanenza di queste tempeste che arriveranno nel nostro lato e porteranno questi 3 giorni di fortissimo maltempo su tutta l'Italia, non a sud, non in Sicilia, non in Sardegna, bensì in tutta l'Italia, perché sarà causato da quello che rimane di Dorian, se le cose andassero così, perché ripeto, ancora non è tutto ben chiarito la situazione come sta, perché Dorian sta declassando, sta rinforzando, sta declassando, quindi sta facendo tipo un'altalena. Adesso si dovrà vedere quando entrerà nell'oceano ed arriverà sull'Islanda e il Regno Unito, che cosa incontrerà strada facendo, acqua calda, acqua fredda, perturbazioni. Quindi diciamo che è una proiezione a livello, diciamo, così così, poi può cambiare direzione da un momento all'altro perché quest'uragano rispetto agli altri è stato molto stabile. In effetti è partito da dietro Cuba, ragazzi, che si trova in basso in giù del globo, è risalito in tutta la costa, è salito per il Canada e adesso sta proseguendo per l'Islanda e il Regno Unito. Quindi vedete la sua marcia quando è stata grande in effetti. Quindi questo mostro non ha perso potenza perché è rimasto sull'acqua, quindi come devo dire, è camminato costa su costa, non entrando nell'entroterra, perché se sarebbe entrato dentro una città avrebbe perso potenza e sarebbe finita qui la storia. Invece questo uragano sembra come se fosse intelligente, cammina sull'acqua vicino alle coste e quindi automaticamente declassa, poi aumenta di potenza, declassa, poi perché trova acqua fredda, acqua calda, acqua fredda, acqua calda e quindi sta facendo questo tipo di giochetto, ma non perché lo fa lui, perché mentre sta declassando incontra forza nuova e si rafforza. E quindi, ciao, grazie, quindi è un'altalena, ragazzi, non si riesce a capire come mai, però sta succedendo, quindi nessun uragano era mai partito da Cuba, da sopra Cuba, in effetti ha saltato Porto che non ha colpito e poi sta arrivando in Europa, ragazzi. Questa è la prima volta dopo tanti, no, è la prima volta proprio, ragazzi, quindi che un uragano fa un simile viaggio e arriva
anche se pur in maniera diciamo molto più bassa perché era categoria 5, però comunque arriverà qui in Europa diciamo. Poi dipenderà da che cosa incontrerà lungo il suo tragitto nell'oceano. La direzione sembrerebbe toccare il Regno Unito e Islanda. E la direzione è questa qua, la proiezione che tutti hanno. Però ragazzi, un colpo di vento, un cambiamento può cambiare direzione e può andare sia a sinistra sia a destra ovunque, quindi la proiezione che ora colpisca il Regno Unito, cioè terra. Poi si vedrà perché poi ogni giorno quasi aggiorna la situazione. Però il maltempo ragazzi, indipendentemente da cosa succederà, in questi 3 giorni noi avremo questo maltempo perché sarà una cosa indiretta dell'uragano, cioè sarà un maltempo che manderà l'uragano su di noi, quindi o passa di qua o passa di là, noi i 3 giorni di maltempo li avremo lo stesso, quindi mo può andare dove vuole, purtroppo arriverà questo maltempo in Italia dovuto a queste correnti diciamo dell'uragano in effetti, quindi poi bisogna vedere dopo che strada farà. Quindi per mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 saranno 3 giorni di maltempo terribile nel nostro paese. Questo è quello che scrivono diciamo i meteo americani. Proprio hanno scritto proprio così: 3 giorni di maltempo terribile sull'Italia, sul nostro paese. Quindi ho visto pure in altri a Londra il meteo così, tutti quanti più o meno dicono la stessa cosa. Quindi l'ho letto in italiano, in tedesco, in inglese, quindi tutti quanti a dire la stessa cosa. Come pure dicono che può cambiare traiettoria, può rafforzarsi oppure può declassarsi a tipo tempesta normale. Però è ancora tutto da vedere, non è detto al 100%. Finché giustamente non si avrà la certezza non possiamo dire nulla, cioè è inutile dire declasserà, sì, ultimamente pure l'abbiamo detto, sta declassando categoria 2, sì sì, sta ancora come ieri, sì sì, grazie, non è cambiato nulla in effetti, ora si appresta a entrare nell'oceano, no? E quindi mo dipende da che cosa incontrerà, capisci? Se l'oceano è acqua calda, è acqua fredda, se ci sta qualche perturbazione da quelle parti, cioè allora se ci sta acqua calda, perturbazioni in giro per quella parte che lui attraverserà, si rafforzerà ancora di più. Sì, il maltempo sì sarà su tutta l'Italia, sì, sì. Cioè pioverà forte ragazzi, vento, queste cose qua non è che viene la fine del mondo, eh. In effetti è come un fortissimo temporale, in effetti, non è che ci sarà che cosa di speciale, però saranno 3 giorni di forte maltempo, questo è, giustamente ci saranno i venti forti perché giustamente gli uragani mandano venti, quindi sarà una sua ripercussione questo vento che arriverà da noi insieme alle piogge. Quindi ci aspettiamo 3 giorni di forti piogge e venti. Questo sarà, ma non è che fa l'uragano, perché la sua direzione non è l'Italia, partiamo da questo. Quello che arriva qua è un suo, diciamo, una sua parte che manda a noi qua. Però lui sta salendo sopra in effetti, quindi starà sopra la Francia in effetti tra l'Islanda e il Regno Unito, quindi poi ci sta la Francia e poi ragazzi poi ci stiamo noi, quindi diciamo che ci sta la Francia che ci difende diciamo in effetti, quindi dovrebbe attraversare tutta la Francia per arrivare in Italia, quindi la vedo un po' difficile, però giustamente influenza il clima perché siccome questo viaggia pesante, quindi sì, è una ripercussione che arriva in Italia, sì, esatto, è questa la parola, come abbiamo detto ieri sera, è una ripercussione del suo passaggio sull'Europa e manderà questa ripercussione sull'Italia con questi 3 giorni di un colpo di coda, sì, sì. Poi giustamente dobbiamo vedere che succede in Regno Unito e Islanda perché lì arriverà invece lui proprio. Non arriverà di certo categoria 5, 4 o 3, però forse può arrivare categoria 2 o 1 e comunque potrà fare danni, non è che categoria 1 o 2
o tempesta tropicale pure pesante è. Già la tempesta tropicale stanno i venti 80-100 km e forti piogge, pensa un poco, la tempesta tropicale. Poi dopo viene categoria 1 e i venti salgono da 100 a 120 e poi è tutto un susseguirsi. Diciamo che se pure in Islanda e Regno Unito arriva a tempesta tropicale, cioè declassato del tutto, pure può fare ingenti danni, quindi non è che arriverà un maltempo così. A noi invece sull'Italia abbiamo una ripercussione di questo uragano che sta passando vicino a noi, diciamo sul lato nostro dell'Europa. Quindi noi diciamo un po' come diciamo in napoletano rimasuglia, rimanenza diciamo. Però porterà 3 giorni intensi di pioggia e maltempo, in effetti, con tutto che la rimanenza comunque sarà molto, diciamo, pioverà intensamente in effetti. Ed è solo una rimanenza, figurarsi se era un po' di più. Vabbè ragazzi, io stasera comunque, come ho detto già ieri nell'altro video, faccio il video per vedere la direzione, poi se sale o scende, perché vi ricordate, abbiamo detto chi diceva che saliva, chi diceva che scendeva, quindi dobbiamo vedere stasera la sua direzione, se sale nel Regno Unito a salire sopra o se scende verso la Francia. Quindi mo stasera, siccome saranno passate da ieri sera fino a stasera alle 10, 24 ore, avremo una proiezione un po' più lunga, diciamo, di un giorno in più, quindi possiamo capire più o meno dove andrà a finire sto Lorian, come chiami. Vabbè ragazzi, vi auguro una continuazione della giornata, buon sabato a tutti. Sì, sì, stasera si saprà di più, sì, sapremo se è salito o se sta scendendo, in effetti. Quindi se sta scendendo, ragazzi, ripariamoci tutti quanti. Meno male che ci sta la Francia ancora e poi dopo stiamo noi, quindi diciamo che ancora stiamo avvantaggiati perché se scende, ragazzi, sta prima la Francia prima di noi. Quindi non credo che sull'Italia dovrebbe succedere qualcosa, non credo proprio. Può colpire le coste della Francia al massimo, o a meno che non faccia il giro sull'acqua, scenda per la Spagna e si intrufoli in Italia. Questa è anche un'opzione che ieri sera abbiamo detto, perché se cammina sulla costa della Francia senza toccare terra e poi scende per il lato della Spagna, se vedete il lato della Spagna è cortissimo, ci sta un spezzettino, lì lo può attraversare e non perdere di potenza e ritrovarsi nel mar, dove sta la Sardegna, in Liguria in effetti, sul Mar Ligure, e lì potrebbe acquisire potenza perché i nostri mari sono ancora caldi. Quindi diciamo che qua stiamo solo ipotizzando la storia, ragazzi, quindi non è che stiamo solo pensando come potrebbe andare. Se invece cammina dritto sulla Francia, perde potenza, farà qualche danno in Francia e finisce là. Poi dipende tutto da come cammina. Però mi pare che questo uragano sia un po' tipo intelligente, come dico io, sta camminando costa a costa, cioè non tocca nelle città, ma cammina giusto giusto sui bordi delle coste del mare e quindi automaticamente si rafforza, declassa, si rafforza, si declassa, si rafforza e sta facendo sto gioco. Ma stasera sapremo un po' in più che cosa succederà, anche perché è la prima volta che, anche se pure una rimanenza di un uragano arriva in Europa. Ma lasciamo stare, comunque sta ancora a categoria 2, quindi sta dirigendosi verso l'Europa a categoria 2. Quindi noi non l'avevamo mai visto in effetti in Europa. E come si dice, non c'è sempre una prima volta, ragazzi, che vi devo dire. Comunque ragazzi, ci sentiamo più tardi con qualche altro video, poi stasera come ho detto sempre facciamo il video per vedere come sta la situazione reale dell'amico Dorian, come chiami. Ci sentiamo più tardi, ciao ragazzi e buona sabato, buon weekend e ci sentiamo più tardi ragazzi, ciao a tutti.